È ovvio che il sindaco ieri, dal suo punto di vista, voleva smentire se stesso e quindi difendere le proprie posizioni. Peccato che oggi il tavolo c'è stato e sia stato un tavolo che ha riaperto la contrattazione. Brugnaro può continuare se vuole con la sua demagogia e propaganda, ma noi continuiamo a pensare che un buon amministratore, un sindaco, dovrebbe far funzionare il comune anche con il confronto, con la discussione con le organizzazioni sindacali. Il tavolo dunque è aperto e la notizia arriva a meno di 24 ore dallo sfogo del sindaco Brugnaro dopo il comunicato diffuso dalla funzione pubblica della CGIL sui turni dei vigili e la distribuzione del fondo integrativo. Oggi i punti erano due, con quello dei precari come deciso in prefettura, e poi il Comune ci ha comunicato la volontà di rivedere l'atto unilaterale e di riaprire la discussione su tutto il decentrato del 2016. Su questo abbiamo una convocazione per il 1° dicembre, l'amministrazione ci ha invitato a formulare delle proposte, cosa che credo unitariamente faremo, e lì vedremo anche quali altre proposte l'amministrazione farà. Oggi ha aperto su alcune questioni che riguardano il personale in servizio presso il Casinò, vedremo su questo cosa ci sarà, a partire anche dalle tante discusse idee vincenti che ancora non sono state attuate, che vorremmo capire, vista la nostra posizione di contrarietà su come si pensa di utilizzare quello strumento, cosa ci verrà proposto. Tra meno di una settimana dunque ci sarà un altro tavolo. Nel frattempo la CGIL lancia un ulteriore messaggio al sindaco. Vorremmo un amministratore che discute e che non fa propaganda, vorremmo un amministratore che si confronta con le organizzazioni sindacali e risolve i problemi. C'è il tema delle educatrici ancora aperto, c'è il tema del contratto decentrato, c'è il tema dei 119 precari. Tutti problemi a cui il sindaco non può sfuggire. Noi vorremmo discuterli, se lui pensa che con le conferenze stampa contro la CGIL nasconde i problemi della città, penso che alla fine saranno i cittadini a ricordarglielo.